Il centrodestra rafforza le alleanze in vista del referendum e anche a livello territoriale i governatori di Lombardia, Liguria e Veneto stringono patti sempre più stretti. Dopo l'immigrazione e la riforma costituzionale, il trilaterale Maroni-Totti-Zaia si è riunito nuovamente all'H Farm di Roncade, il tempio dell'innovazione scelto per suggellare un nuovo patto per contrastare i tagli annunciati con la nuova legge di stabilità del governo e lo stravolgimento delle competenze regionali collegato al referendum costituzionale. I tre governatori rilanciano con una propria proposta che, favorendo le regioni virtuose e dando loro l'autonomia che chiedono, mira a rimettere in ordine i conti dello Stato, spendendo meno e meglio e semplificando il sistema. Abbiamo firmato una proposta che facciamo direttamente al governo Renzi di legge di stabilità che dice regionalizziamo il debito pubblico, applicate i costi standard sulla sanità, ma non solo, fate in modo che tutti siano virtuosi, basta gli sprechi, insomma ci sono tutta una serie di punti che si possono tradurre obiettivamente in azioni in legge di stabilità che ci permettono di essere di più padroni a casa nostra. C'è un punto iniziale che dice dare l'autonomia a tutti quelli che la chiedono. Insieme per la terza volta per far sentire la voce di tre regioni che pesano. Insieme per la terza volta perché da questa settimana entra nel vivo il dibattito su una legge di stabilità e un piano di finanza pubblica pluriennale che riteniamo francamente inaccettabile e nocivo fatto male, e quindi volevamo dare il nostro contributo in termini non polemici ma concreti e fattivi per cercare di migliorare una legge di stabilità che di fatto anticipa i contenuti di un referendum che Renzi perderà, ma cancella una serie di investimenti delle regioni e la possibilità delle regioni e dei comuni di stare vicino alle fasce più deboli della popolazione con 2 miliardi e 700 milioni di euro di tagli. Sono anche le tre regioni che hanno i modelli sanitari più virtuosi e più importanti, a cui si guarda come modello europeo. Che cosa succederà con i nuovi tagli? Nella slide Renzi dice nessun taglio alla sanità, 113 miliardi. In realtà se vai a leggere la relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio nel triennio 17, 18, 19 si vede che ci sarà una riduzione di ben 6 miliardi di euro rispetto agli accordi fatti negli anni passati. Quindi non è vero che non ci saranno tagli nella sanità. Se il governo applicasse il primo punto del nostro documento, i costi standard, andando a vedere come le regioni virtuose spendono i soldi nella sanità, risparmieremmo 30 miliardi di euro, solo se il governo avesse il coraggio di imporre a tutte le regioni sprecone di fare come fa il Veneto, come fa la Lombardia, come fa la Liguria.